2013 tra cronaca e politica in Veneto. In aprile il nuovo governo affidato ad Enrico Letta. Nella squadra dei 21 ministri anche il sindaco di Padova, Flavio Zanonato, al quale va il dicastero dello sviluppo economico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. A maggio una tragedia che ha dell'incredibile. Giulia Spinello, 22enne di Santa Giustina in Colle, Alta Padovana, viene travolta da un SUV e trascinata per 4 chilometri. La donna al volante viene arrestata. La politica riserva un colpo di scena a Treviso. Il 10 giugno la Lega perde la sua roccaforte. Giovanni Manildo e il centro-sinistra conquistano la poltrona di sindaco. Sindaco! Dopo quasi 20 anni la Lega diventa minoranza in Consiglio Comunale. Giancarlo Gentilini esce di scena. 5 tragedie scuotono agosto: il bagno drammatico per 3 ragazzini tra i 15 e i 18 anni inghiottiti dalla corrente dell'Adige a Cavarzere, l'omicidio con occultamento di cadavere di Lucia Bellucci, in manette l'ex fidanzato, l'avvocato veronese Vittorio Ciccolini. A Venezia l'incidente che fa il giro del mondo. Vaporetto urta gondola. Un professore universitario tedesco di 50 anni, per proteggere la figlia, muore schiacciato tra le imbarcazioni sotto il ponte di Rialto davanti a migliaia di persone. Tra settembre e novembre c'è la vicenda delle grandi navi in laguna. Chi chiede di proibirne il passaggio per ragioni ambientali, chi sostiene che non sono una minaccia, ma il pilastro dell'economia e garantiscono migliaia di posti di lavoro. Il 2013 si chiude con la protesta del popolo dei forconi, gente comune che blocca per settimane le strade. Sono esasperati, disposti a tutto. E la tempesta di Natale provoca un blackout in 23 comuni del Cadore, saltano le linee elettriche, chiudono negozi e ristoranti, chi va a Cortina resta bloccato in auto e si spengono così le luci sul 2013.